La Lega era nata come partito di piazza, del territorio, dei cittadini. Con questo spirito il segretario veneto o nazionale Flavio Tosi, sindaco di Verona, accompagnato da vari parlamentari tra cui Paola Goisis e Massimo Bitonci, uno dei rari bossiani ad essere scampato all'epurazione a cura dello stesso Tosi, è giunto in un piccolo centro dell'estrema provincia padovana, Agna, per incontrare il popolo nel tentativo di ritrovare il citato spirito originario. Tanti volti nuovi e significativa presenza femminile. Sono le due prerogative del nuovo corso leghista, anche se il logo che campeggia ancora alla vetrina della sede locale riporta il nome Bossi sotto la figura stilizzata di Alberto da Giussano. L'alleanza con il ritrovato giocoforza alleato Berlusconi e le sue dirompenti proposte ribadite proprio il giorno prima sul versante geografico opposto della provincia di Padova sono gli argomenti su cui proviamo ad incalzare il segretario. Allora, sui condoni noi siamo contrari per un fatto anche di principio, perché in Italia da sempre c'è chi abusa sapendo che prima o poi si viene condonati, e quindi continuare a diffondere la cultura dell'illegalità perché qualcuno ti fa lo sconto è sbagliato. Sul discorso dell'istituzione dell'IMU noi stiamo cercando di fare una campagna elettorale credibile, non promettendo tutto a tutti, che è facile, che magari ti porta qualche voto in più, ma dicendo le cose come stanno, e anziché promettere un futuro roseo e meraviglioso, è meglio dire le cose come stanno: conti pubblici devastati, un sistema paese che sta collassando, e quindi bisogna spiegare come si fa a ridurre la spesa pubblica e il debito pubblico. Le promesse non è proprio il caso di farne, soprattutto quelle che non puoi mantenere. Il momento è molto delicato per la Lega, anche per le lotte intestine e le fratture interne. Ma più che fratture interne c'è stato e c'è un malcontento con questa alleanza, è inutile nasconderlo. Non piace particolarmente nemmeno al sottoscritto, è un'alleanza tecnica fatta solamente ed esclusivamente per arrivare al governo della regione Lombardia, perché quello è propedeutico per arrivare alla macro regione. È un sacrificio che dobbiamo sostenere e lo dobbiamo spiegare ai nostri militanti, dopodiché voglio dire, insomma, le alleanze non sono matrimoni, non ci deve essere affettività, sono alleanze tecniche per raggiungere un risultato che per noi è troppo importante, della Lombardia, assieme a Piemonte e Veneto, che fanno il 70% del PIL nazionale, insomma, devono trattare da pari a pari con Roma. Tosi non si sottrae ad una ammissione di responsabilità per il declino leghista ed il conseguente orientamento di parte dell'elettorato verso altri lidi politici. Diciamo che l'elettorato leghista non vota quello che è indeciso, è tanto, per quello noi cerchiamo di stare in mezzo alla gente e di riconquistare la credibilità, perché anche noi abbiamo sbagliato. Però sappiamo che c'è molto elettorato che potrebbe ancora tornarsi a votare. Chi dell'elettorato leghista oggi è incerto o non va a votare, non vota per il PD e il PDL, eventualmente vota Grillo. Quindi è vero, una parte del nostro elettorato potrebbe confluire su Grillo. Infine anche uno sguardo più lontano alle prossime amministrative di Padova, datate 2014. Tenga conto che 4 anni fa noi abbiamo avuto le amministrative a Padova, provincia e comune di Padova, e in quell'occasione i due candidati erano tutti e due del PDL, e noi abbiamo corso come dei forsennati per portare l'acqua al mulino di una causa comune, ma pur sempre un candidato del PDL. Non capisco per quale motivo, anche per una logica di alternanza, non debba essere un leghista candidato al comune di Padova, anche perché oltre al lavoro, l'altra priorità che ha la città di Padova, la prima in assoluto, è la sicurezza. Su questo Zanonato ha fallito, serve una presenza forte di un candidato forte, serve una presenza di un leghista.